Traffico intenso, rallentamenti, qualche coda, ma sostanzialmente nessun problema grave nel secondo fine settimana di esodo estivo. Nella prima mattinata, però, una coda che ha raggiunto i 5 km si è formata tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste, anche a causa di un incidente senza feriti tra due auto all'altezza di Vigonza. Più in generale comunque è stata tutta la giornata ad essere caratterizzata da diversi piccoli incidenti. Quando ci sono queste situazioni di traffico si verificano molti piccoli tamponamenti che contribuiscono a rallentare ulteriormente il flusso veicolare. E infatti per questo mi sento di raccomandare di rispettare attentamente le distanze di sicurezza anche se il traffico è rallentato e di tenere alta la concentrazione, piuttosto fare ogni tanto una sosta in area di servizio se si sa un viaggio di molte ore. Questa mattina il tratto tra Padova Est e il bivio A4 a 57 ad Arino è stato percorso da 15.752 automobili in direzione Trieste, con picchi sopra i 3.000 mezzi l'ora. Flussi sostanzialmente simili anche in direzione Milano, con 16.611 transiti nella mattinata. Come lo stesso sabato dell'anno scorso, alla barriera di Venezia Mestre in A57 sono passati poco più di 11.000 veicoli. In direzione Milano invece i passaggi sono stati 8.516, più 7,47% rispetto all'anno scorso. Oggi dalle 7:30, 8 è iniziato a essere veramente intenso il traffico e prima invece era più scorrevole, si poteva viaggiare meglio. È difficile fare previsioni perché ci sono delle occasioni in cui invece il traffico è intenso anche dalle ore notturne, insomma. Questa tendenza continuerà per tutto il fine settimana. È previsto bollino rosso anche la giornata di domani e quindi è prevedibile che anche domani sia una giornata di traffico fortemente intenso.